Dal Put al Calmaggiore, passando per l'Alzaia, le immagini riprese dalle telecamere a Treviso in questo primo fine settimana in zona rossa ci rimandano con la mente indietro, esattamente ad un anno fa, quando l'Italia intera si fermò per il lockdown. Vie e piazze praticamente deserte, pochi cittadini che passeggiano in un centro storico ben diverso da quello visto una settimana fa e ancora di più 15 giorni fa, quando il Veneto era ancora in fascia gialla. Significativi gli ultimi dati sul traffico veicolare in città in queste ultime 2 settimane. Nella settimana dall'8 al 13 marzo avevamo 871.000 veicoli che sono transitati dal lunedì al sabato. La settimana scorsa, quindi prima settimana di zona arancione, c'è stato un calo ulteriore del 15%, mentre solo una giornata di sabato, ad esempio, abbiamo avuto un calo del 25% rispetto al sabato precedente e addirittura un 50% rispetto a 2 sabati fa, quando avevamo avuto 180.000 transiti. Polizia locale insieme alle altre forze dell'ordine impegnate in questo weekend rosso nei controlli per verificare il rispetto delle restrizioni. Abbiamo fermato più di 100 veicoli e nessuno è stato sanzionato, in quanto tutti avevano l'autocertificazione e soprattutto la motivazione per spostarsi. E in vista delle festività pasquali i controlli sono destinati a intensificarsi ulteriormente, soprattutto dal 3 al 5 aprile, quando tutta Italia sarà zona rossa. Ci saranno sicuramente molto più controlli, perché in quei 3 giorni sarà possibile, spostarsi verso un'abitazione privata per andare a trovare parenti o amici. Quindi naturalmente ci si aspetta sicuramente un incremento di spostamenti, ma allo stesso tempo ci sarà un massiccio aumento dei controlli, su strada.